Sì, settimo anno consecutivo che di solito significa crisi, per noi invece è anno di rilancio. Portiamo da 20.000 euro a 25.000 euro il reddito minimo per avere diritto allo sconto di 10 euro cent al metro cubo per i clienti di Ascotrade, ma anche per i clienti del gruppo Ascopiave, intendo le altre società di vendita. Quindi un'iniziativa che va a recuperare anche quei clienti che in quest'anno abbiamo perso a causa della modifica dei criteri del reddito ISE imposta dal governo. Nuovi partner anche si inseriscono in questa iniziativa. Sì, questa è un'altra questione interessante, altri CAF si sono aggiunti e sono entrati nella squadra, significa che avremo ancora più possibilità di aiutare le persone che hanno bisogno nel Veneto. Il risparmio, possiamo dire che quando siamo partiti nel 2010, se non ricordo male, il risparmio medio superava i 100 euro. Oggi a causa dei consumi comunque garantiamo un risparmio medio intorno ai 90 euro. Se consideriamo che quest'anno da pochi giorni il prezzo del gas è sceso perché l'autorità ha rivisto i prezzi a ribasso di quasi il 10% e oggi un metro cubo di gas costa 69 centesimi, con questa operazione costa 59 centesimi. A questo va aggiunto anche il risparmio eventuale che dipende dal tipo di prodotto che il cliente sceglie su Ascotrade, sulle nostre società di vendita. Quindi direi che è un'operazione estremamente interessante per i nostri clienti. Aggiungo anche che siamo l'unica società in Italia, e in Italia operano circa 240 società di vendita, che fa questo tipo di operazione. Cioè, noi questo lo chiamiamo il welfare sociale di Ascotrade.